Hashtag no smog, un tocco di modernità per un problema vecchio e mai risolto, l'inquinamento dell'aria da idrocarburi, quelli usati dagli autoveicoli e dalle caldaie. Da martedì 1 ottobre fino al 31 marzo sarà in vigore il divieto di circolazione per gli automezzi a benzina privati e commerciali Euro 0 e 1 e per i diesel fino all'Euro 3 e non solo in centro storico, interessata dal divieto di percorrenza una fetta consistente di periferia. I quartieri Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga, lato San Pio X e di Saviabona. Gli orari da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 8:30 alle 18:30. Si dovrà tornare a tenere d'occhio i cartelli con i colori verde, arancione e rosso. Esenti dal divieto gli automezzi con 3 persone a bordo e quelli il cui conducente ha un ISEE inferiore a 16.000 euro. Si interviene sulle auto perché è la misura più semplice da adottare e che soprattutto ha già delle regole che derivano anche dall'accordo di bacino padano. Per quanto riguarda invece il riscaldamento delle case, abbiamo un problema innanzitutto di mappatura e poi abbiamo un problema di individuare il sistema che consente di contenere il problema. La provincia, se non sbaglio, ha lanciato un bando di circa 200.000 euro per la sostituzione delle caldaie ed è in questa direzione che bisogna andare. A prescindere dal tipo di caldaia, in case e uffici la temperatura non dovrà mai superare i 19 gradi, con la tolleranza di 2. Negli edifici industriali e artigianali 17, stessa tolleranza. Le misure sono emanazione dell'accordo di programma tra le regioni per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Un miglioramento che, come negli scorsi anni, sarà comunicato ai cittadini con i colori del semaforo, verde, arancione e rosso e sempre dopo verifiche dell'ARPAV.